Io da tanti anni ho la fortuna di non dovermi porre il problema se quello che scrivo dà fastidio o no a qualcuno, o se fa un piacere o no a qualcun altro. Gian Antonio Stella, giornalista, nato ad Asolo, in provincia di Treviso, marzo 1953. Mi sento assolutamente cimbro, vicentino, veneto, italiano, europeo. Scavalco la Padania perché non mi interessa nulla. Io ero compagno di banco al liceo classico Pigafetta di Ilvo Diamanti ed eravamo purtroppo due somali. Ho preso 4 all'esame di maturità in italiano perché il giudizio del professore fu che era un linguaggio troppo giornalistico. Siamo partiti con 35.000 copie con la casta, ci è scoppiata in mano, l'abbiamo fatta per senso del dovere, doveva essere fatto. Io mi considero molto fortunato che da tanti anni comunque i libri miei vendono sempre, però come fai a dire scoppia o non scoppia? La Repubblica di Venezia era molto pragmatica, al punto di mandare una delegazione a Istanbul per festeggiare la conquista di grandi capitali cristiane. E in questo senso c'è qualche parallelo con un certo pragmatismo della politica e della gestione amministrativa, soprattutto veneta, di oggi. Queste sono le Cavane. Andare a Trieste via Acquadolce, partendo da qui, è un viaggio attraverso i luoghi di Hemingway, che amava moltissimo questi posti e diceva, appunto, ricordo almeno una frase che diceva, cioè lui diceva: sono un ragazzo del Basso Piave, perché questi sono posti che ti rubano l'anima, cioè sono posti che ti stregano.